Abbiamo un bel gruppetto di ospiti, Maria Monsè, il regista Jonathan Valenti, in collegamento Perla Maria Paravia, che tra l'altro è anche la figlia. Eccola qua, ciao, Buongiorno, benvenuta. ciao Michele, grazie. Grazie a te di essere con noi. Loro sono i protagonisti e anche gli autori, naturalmente, di realizzatori di Saruzzo al potere, di cui parleremo fra un momento, ma prima vi voglio fare vedere questo bel libro con questa bella fotografia. I 50 sono i nuovi 30. Sì, è la nostra filosofia. Sì, ormai e poi potremmo continuare. Sì, Quindi, sì. I 70 sono i nuovi Certo, 50 assolutamente. e così via. Assolutamente. Editore, collane Storie di Vita, edizioni Pub. Sì, Va bene, sì. ma invece adesso lo tengo vicino a me e me lo custodirò accanto al comodino per stasera. Sì. Ma adesso parliamo invece di Saruzzo al potere. Tu interpreterai Donna Consuela. Donna Consuela, Che fa sì. Donna Consuela? Donna Consuela è una donna che, diciamo, è messa a dura prova, perché ovviamente, insomma, non voglio svelare tutto, perché è normale, deve rimanere sempre la curiosità, però è una donna, come dire, di quelle toste, una donna che diciamo deve superare parecchi ostacoli per poter comunque, insomma, effettivamente riuscire poi a mantenere la sua posizione. Perfetto, perché stiamo parlando di Saruzzo Barrano che, dopo essere scappato dal carcere di massima sicurezza della Sinara, continua l'escalation per rimanere, eccola qua la nostra Maria, rimanere a capo della cupola e si scontra poi con i boss americani di altre città, sempre questo per scalare diciamo, la gerarchia al potere della malavitoso. Il regista è Jonathan Valenti, complimenti per questa che è arrivata, poi è un film che è una serie però. È una serie, Michele, che è partita tra virgolette con la prima per gioco, è andata su Cine 34, poi è andata avanti perché purtroppo o per fortuna questa serie, queste saghe piacciono. Diciamocelo tutto, puntano tutti sui siciliani per fare questi film. E io da regista, da attore ho puntato anche su Maria, perché Maria oltre il bel fascino che ha sa anche recitare bene. Michele, tu la conosci bene. Assomiglia a quel personaggio, il personaggio di Donna Consuela? Non tanto, sinceramente. La bellezza pareva. è proprio questa, di tutta la situazione di calarsi in questi ruoli che devono essere diversi da quella che sono io, e in più, dato che io comunque sono sempre ricordata perché ho un carattere docile, come si suol dire, quindi sempre molto accondiscendente, nasco come la fatina di go-kart, non so se ti ricordi quello che facevo le mie 400 puntate su Rai 2, e quindi ti viene da ridere, vero? Da fatina a un ruolo del genere. E tra l'altro, quando l'ho pubblicato su Instagram, dove appunto dopo ben 2 volte che ho fatto il Grande Fratello, tu ti sei limitato a un'edizione, ti sei limitato a una di Grande Fratello, io ne ho fatti ben 2, e tu sai che i followers salgono sempre, no? E quindi quando l'ho pubblicato, tutti coloro che poi vedevano questo ruolo così, perché poi è normale che ci danno tutti molto una sbirciatina su Instagram velocemente, sì, vanno al cinema, guardano la TV, però su Instagram poi alla fine esplode anche quella che può essere una situazione. Ecco. E mi dicevano: ma come, ma tu ti arrabbi anche? Certo, perché effettivamente vedevano quel ruolo come quello che avete fatto vedere prima. Quello non era Saruzzo al potere, ma era l'uomo dalla mente oscura, Sì, giusto? esatto. Sì. Perla che è nel ruolo di Mara Barrano, la figlia del boss, sì. Saruzzo Barrano. Ecco, che parte, com'è questo tuo ruolo? Io sono la figlia del boss, che poi ho sempre seguito anche le serie precedenti, perché c'era mamma, quindi questa serie mi è sempre appassionata, piaciuta. Jonathan mi ha detto che c'erano i cast aperti, che cercavano una ragazza della mia età che doveva prendere il ruolo per fare la figlia del boss, Mara Barrano, e quindi niente, ho fatto Quindi stai imparando le buone maniere col tempo che passa, è giusto? No, ma è una passione che ho fin da piccola, a me mi piace tanto recitare. Ho fatto i provini, li ho passati e quindi niente, spero di essere all'altezza
e certamente. sono molto Jonathan felice. Valenti fa sì, Lo è perché oltre ad essere una bella ragazza ed è molto evidente ed è figlia di un'amica mia, però merita Michele, è una ragazza molto solare e Saluzzo al potere, che è un film importante, deve avere un seguito. Tu mi insegni quando una cosa va avanti, non si può fermare, ok? Bello, questo è bellissimo. E tra l'altro, oltre ad essere regista, tu sei anche uno degli interpreti. Che ruolo hai? Sono il soggetto, l'autore, proprio il protagonista del film. Peraltro un collega Mediaset mi disse, mi ricordo, a Roma, Jonathan, tu devi continuare con questa strada, devi fare il protagonista, perché sei un siciliano all'altezza di poter fare questo ruolo. È nato per gioco, ma invece alla fine ho visto Quindi che... doppio ruolo, protagonista Esatto. e contemporaneamente Esatto, regista. esatto. Ti sei formato come? Come hai fatto? È tutto spontaneo oppure lavoro duro? Lavoro pesante, prima da showman televisivo e poi da regista ed attore. Ci saranno anche, guarda caso, nel film Saluzzo al potere, uno che si chiama Domenico Centamore, il piccionello di Macari, e il mio amico Antonio Zechila, poi anche. È vero. Che ruoli hanno loro? Il mitico Zechila. Antonio fa il commissario di polizia, Ma tu pensa? ma corrotto però. Ecco, questa precisazione è importante. Mentre invece Centamore che ruolo ha? Raccontano tu il ruolo di Sempre di Domenico. un boss, Domenico, c'è anche Orio Scaduto, c'è Francesco Benigno nel film, quindi tutti i personaggi che hanno... Sono noti per che quel film. hanno avuto anche, come dire, parti e ruoli. Ognuno a capo di una famiglia mafiosa, ecco. Caspiterina, Mamma roba mia. seria, ragazzi. Allora, la prima sarà il 7 settembre alle 21, ancora c'è un po' di tempo, però insomma l'abbiamo. lo diciamo, al Cinema Iris di Messina, Esatto, giusto? esatto. Poi ci sarà invece L'uomo dalla mente oscura, il riscatto. Di che si tratta? Allora, lì si tratta esattamente, parliamo di bullismo sul sociale. Abbiamo puntato... Quindi è un'altra un altro capitolo completamente, lì Maria fa, sempre Maria c'è in mezzo, è come il sale, sta in Quindi mezzo. mi divido tra l'uomo della mente oscura e Saluzzo al È potere. facile dirigerla o è complicato? Sì, perché una ragazza... Una ragazza, Una mi ragazza, piace. sì, vabbè, la No, ragazza, è dai. carino, no, dire ragazza, come quando dico sui social, ciao ragazzi. Una signora, una ragazza, oltre alla sua eleganza, ascolta. E questo è importante, Michele, quando uno ascolta in produzione, quindi quando un regista dirige e l'altro ascolta, si riesce a lavorare, si riesce a collaborare. Ma io volevo Jonathan chiedere comunque è bravissimo, lui parla di me, scusa, volevo dire anche questo, visto che io l'ho Grazie. vissuto all'opera. Io ascolto perché mi piace ascoltarlo, nel senso che ha un modo di essere regista che mi piace perché diciamo è anche un qualcosa che non è da tutti, essere così versatile, passare da una parte all'altra, dalla regia al fatto che comunque lui deve interpretare, contemporaneamente poi insomma tiene in mano tutto lui, Grazie. mi diverte Perla, voglio osservarlo. sentire Perla. Ci sei ancora? Sì, ci sono. Senti, ma com'è stare alle prese con mamma durante Saluzzo al potere? Come te la cavi? No, io l'ho sempre seguita anche quando doveva registrare, mamma è sempre brava, bravissima, e poi mi piace perché io vi faccio tutti i video backstage che servono per i social e quindi faccio vedere un po' nei social, pubblichiamo anche i video, no? Di mentre registriamo dietro quinti, quindi io l'aiuto sempre, faccio tutti questi video per i social. Ma tu hai cominciato per imitare la mamma, no? No, io fin da piccola ho sempre avuto questa passione di recitare, ma sempre stare pure al centro dell'attenzione, avanti a una telecamera, pure fin da sfatiamo piccola. questo mito che sono io che la spingo, perché lei sta spiegando una volta e speriamo per sempre che non è la mamma che dice fai qualcosa, anzi era il contrario, quando la fermavo litigavamo perché lei voleva stare davanti alla telecamera, lei si arrabbiava se in una fotografia veniva tagliata, mi ricordo ancora Con i fotografi
fotografi, Sì, sì, quando facevamo i servizi fotografici io ci volevo sempre essere, infatti mi ricordo che quando dicevano adesso Perla solo la mamma, per me diventava il nemico il fotografo, perché io non volevo solo la mamma. Senti Perla, meglio avere la mamma sul set che non, come si dice da noi, peri a casa, o no? Sì. Sì, sì, e quindi mi è sempre piaciuto e sono felice infatti di aver avuto questo ruolo. Tra l'altro, no, dicevo, cuore di mamma, che sì, bello! no, ma poi tra l'altro a proposito di stare a casa, così in giro per casa, io poi sono la classica persona che quando lavora sono bella serena e rilassata. Il problema è se invece mi fermo, guai, perché poi dentro casa è normale, devi stare al telefono, tanto stress così, e quindi anche mio marito... Stressi la gente. Mio marito spera tanto di che io lavoro. Trovati un'altra fiction, un altro film. Sì, Jonathan, tu invece non ti fermi mai, perché tra poco comincia un nuovo film che si chiama Barrano, il bambino e la mala. Esatto, Michele. È un vulcano, Sì, è un Jonathan. vulcano. Non mi posso fermare, ti do anche un'esclusiva, ecco, in diretta a Buongiorno Sicilia. Ci sarà anche un altro film, Natale in Sicilia? Il Natale in Sicilia, sempre di roba di Malavita, ricordo oppure? No, Natale in Sicilia Natale. sarà sul comico. Ah sì, il lato comico. Puntiamo su Alvaro Vitali, su Maria Ponzè, vai, sempre lei ormai è, l'ha te l'ho detto, detto, qua, lo quindi dico in deve esclusiva. Sì, ecco, Infatti ormai stiamo facendo anche... Ce ne saranno l'ha tanti, ingaggiata, l'ha ingaggiata a vita. Già gli shooting con il cappellino di Natale. Barrano e la mala, Michele, sarà... Quindi è una presa in giro un po' Su cosa? della mala. No, Barrano e la mala è un film proprio l'inizio di Saluzzo al potere. Ah. Quindi esattamente il bambino Saruzzo Che diventa... grande. Caspita. E guarda caso, Michele, questi sono due attori importanti e sono i miei figli. Ah però... Alfonso e Daniel, che Certo, poi con saluto. le famiglie vi sistemate. Lui è no? giovane, Non però c'è che ha già dire. 2 figli. Ho già due bellissimi Sono figli. grandi? No, hanno 7 anni, 2 gemellini che saluto. Che bello! E presto li abituerai al set. Già quindi. ci sono abituati Ah, perché già sono abituati. hanno Vengono già a quello seguirvi. spirito. Sì, anche, ha detto bene Maria su di Perla, perché sempre che spinge lei, ma guarda che Perla è una che si lancia e secondo me farà molto più strada della mamma. Beh, così la fai No. la fai arrabbiare. Un genitore, No, un genitore credo assolutamente, che io sia me lo felice, auguro, no? me lo auguro. È giusto? Senti, ma Anche è- se poi sarà un hobby, diciamolo che lei adesso sta studiando, sta al liceo scientifico Cambridge, anzi diciamo bene Perla se non si arrabbia, Scienze Applicate Cambridge, e quindi non è che lei sta puntando... Bello, hai solo su capito cosa sta dicendo mamma? Sì, ma io sono la prima che lo dico, perché anche io ci sono cresciuta un po', diciamo, in questo mondo, quindi un po' so come funziona. Io pure preferisco fare l'università, frequentare l'università, laurearmi e poi, diciamo, come secondo lavoro, diciamo, un po' come hobby, Come continuare hobby. anche Una la ragazza televisione. seria, una Seconda ragazza opzione, serissima. certo. Senti, ma dopo Saruzzo al potere 9 ci sarà Saruzzo al potere 10? È una domanda che si fanno tutti. I dati Auditel, lo share televisivo deciderà se andare avanti o no. Non è escluso. Non è Rimaniamo ancora con il punto interrogativo. Intanto in bocca al lupo e ci vediamo a settembre, il 7, al Cinema Iris di Messina per la prima di Saruzzo al potere 9. Complimenti, Vi in aspettiamo. bocca al lupo per tutto. Ciao Perla, grazie per essere state con noi. E io poi stasera darò un'occhiatina ai 50 che sono i nuovi 30. Mi interessa sta cosa qua. Bello. State con noi, adesso è il momento dell'almanacco.